Intervenire a sostegno delle spese sociosanitarie di lavoratori e imprese è la mission di San in Veneto, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende artigiane, che nella cornice della Filanda Motta di Mogliano Veneto ha illustrato il suo bilancio sociale. 132.000 iscritti, 259.000 prestazioni rimborsate, 13,6 milioni di euro erogati, cifre che raccontano l'importante attività svolta nel 2022, rispondendo tempestivamente alle esigenze dei lavoratori. Oggi presentiamo il bilancio sociale, il quarto nella nostra storia. San in Veneto è un fondo che ormai ha raggiunto i 10 anni, è un fondo sanitario che integra il Servizio Sanitario Nazionale, per cui è una cosa importantissima perché molte volte, come abbiamo visto anche da recenti studi, i cittadini rinunciano a farsi curare per purtroppo la situazione economica che stiamo vivendo. Focus anche sul tema della non autosufficienza. L'invecchiamento della popolazione impone nuovi interventi di accompagnamento in un Veneto che ha un indice di vecchiaia del 189%. Quindi ogni 100 giovani ci sono 189 persone con più di 65 anni. L'altro elemento credo importante da dire è che soprattutto in Veneto si invecchia bene. Ecco, l'altro elemento che ci ha colpito da un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità è la presenza del sociale rispetto al resto d'Italia, cioè quindi la presenza appunto di volontari, di assistenza di volontariato eccetera è una componente importante dell'assistenza. San in Veneto infatti ha aggiunto una tutela proprio sulla non autosufficienza, garantendo un supporto fondamentale alle famiglie. E poi le convenzioni con le ULSS e tanti servizi su misura per il mondo dell'artigianato veneto, percorsi virtuosi che vedono il sostegno di 6 parti sociali costituenti: Confartigianato, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL. È assolutamente necessario che ci sia un supporto aggiuntivo rispetto a quella che è l'offerta sanitaria pubblica, e quindi tanto più in questo momento l'importanza di un supporto alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori, perché ricordo che è un fondo veramente che supporta a 360 gradi tutti. La nostra forza è appunto la mutuabilità, tutti insieme riusciamo a raggiungere degli obiettivi importanti che sostengono appunto i lavoratori, ma anche le aziende, come dicevo prima anche le loro famiglie.